260 milioni di euro dal governo come risposta al Veneto colpito dalle tragedie. 8 luglio, tornado in Riviera, un morto, un centinaio di feriti. 4 agosto, frana sull'Antelao in Cadore, 3 morti e tonnellate di detriti a valle trascinati dal Russecco. Nel primo incontro di giunta post Ferragostano, il presidente del Veneto Zaia ribadisce la conta dei danni. Pronto il dossier, aperto lo stato di emergenza su più fronti. Questo fronte noi non abbassiamo la guardia, c'è il messaggio al governo che noi non abbassiamo la guardia. Tutti abbiamo diritto a delle risposte e noi saremo lì a presidiare. Abbiamo uno stato di emergenza e lo portiamo avanti fino in fondo. Un tornado, quello che ha devastato la riviera del Brenta, che rischia di essere dimenticato, travolto dalle altre tragedie che hanno colpito l'Italia, ultima in ordine di tempo la Calabria. Danni per cui va trovata una copertura. Noi ne abbiamo messi 6, finanzieremo famiglie e imprese, tranne un po' di prima emergenza, diciamo tra 500.000, 800, non lo so. Il governo 2 ci mancano 92 milioni di euro in riviera del Brenta. Sul fronte montano fondamentale la realizzazione della galleria di Coltrondo. Vi ricordo che la galleria di Coltrondo, che è l'unica opera in grado di non tenere isolato il Comenico, vale 60 milioni di euro. La Regione l'ha posta come prima opera strategica delle infrastrutture del Veneto. Partite aperte, come le definisce il governatore, che a Roma tornerà già la prossima settimana. Sono tutte partite che vengono da un territorio che dà tanto a Roma, 21 miliardi di tasse all'anno, siamo buoni pagatori di tasse e oggi dobbiamo chiedere indietro le nostre tasse, quindi le tasse tornano sul territorio a realizzare opere.